affrontano quest'oggi Cus Cagliari e Carosello Carugate. Andiamo a vedere insieme le formazioni scelte dai due tecnici, partendo come di consueto da quella ospite. Il Carosello Carugate porta, almeno per questa gara, la numero 2 Laura Zucchetti, la numero 5 Ludovica Rossini, la numero 6 Francesca Diotti, numero 8 Ilaria Pontillo, numero 9 Sara Vera Cerizza, numero 12 Laura Rossi, numero 13 Laura Zernite, numero 17 Cecilia Albano, numero 21 Martina Zaffarelli, numero 24 il capitano ed ex di turno Giulia Gombac. Nelle Lombarde spicca l'assenza di una giocatrice molto forte come Antonella Contestabile. Coach Sciascia invece schiera questa giocatrice per il match odierno con il numero 3 Giulia Ridolfi, con il numero 4 Lavinia Gaetani, con il numero 5 il capitano Chiara Rossi, con il numero 6 Giulia Sorrentino, con il numero 7 Elena Borsetto, con il numero 8 Eugenio Caldaro, con il numero 9 Valentina Zucca, con il numero 13 Alessandra Aielli, con il numero 15 Rachele Niola, con il numero 16 Anna Santoro, con il numero 17 la bosniaca Natasha Tomasovic, con il numero 20 Matilde Mancini. Ad arbitrare il match gli arbitri Cassiano Gianluca di Roma e Marco Pietro Bom di Roccade. Andiamo a vedere intanto gli starting five scelti dai due tecnici. Partiamo con quello delle padrone di casa delle cagliaritane, le cusine, che schierano con il numero 6 Sorrentino, con il numero 17 la Tomasovic, con il numero 5 Chiara Rossi il capitano, con il numero 15 Rachele Niola, ce ne manca solo una, mentre andiamo a vedere le avversarie, le ospiti, con Zernite che andrà a fare la palla 2 proprio con la Tomasovic, palla 2 tra le due straniere delle due formazioni. Inizia il match, la prima palla del Cus con il numero 8 e c'è subito la prima infrazione fischiata alle giocatrici cagliaritane, prima interruzione di gioco perché c'è un errore nell'impostazione del cronometro. Infatti il cronometro è partito da 8,59 e non dai 10 minuti canonici dei quarti che si aspetta nel basket. Nel frattempo possiamo andare a rivedere il quintetto del Carosello Carugate, che schiera, come detto, la Zernite con la numero 13, con il numero 17 Cecilia Albano, il numero 24 Gombac Giulia, che è il capitano della squadra lombarda, il numero 6 Francesca Diotti e il numero 21 Martina Zoffarelli. Siamo ancora in attesa del ripristino del cronometro fatto in questo momento. Si riprenderà con la palla nelle mani della numero 17 ospite, ovvero Cecilia Albano. Quindi primo possesso per la Carosello Carugate, con Albano che cerca il passaggio e lo trova con verso la numero 6 Diotti. La penetrazione della numero 6 che fa girare la palla per il perimetro. Primo tiro della gara della numero 7, palla subito dentro. Primo canestro, quindi, anzi il numero 17 Cecilia Albano, quindi 0-3 dopo 20 secondi di gioco, con Arioli, Chiara Rossi che gestisce palla, il passaggio al centro verso Tomasovic che appoggia il tabellone e mette dentro facilmente, non seguita dalla difesa avversaria. Riparte subito la Carosello Carugate che gestisce la palla con la numero 21 Zoffarelli, cerca spazio, il passaggio verso la Zernite, al centro, recupero di Giulia Sorrentino e la ripartenza portata da Tomasovic, palla che rimbalza su ferro e finisce fuori. Nuova ripartenza, questa volta a spingerla è la squadra ospite e c'è l'infrazione di passi fischiata alla numero 24 Gombac. Quindi un minuto di gioco, Cus Cagliari 2 Carosello Carugate 3, quando la palla è nelle mani delle cusine che, come ricordiamo, vengono dalla vittoria importantissima ottenuta in quel di Bolzano per 50-54, mentre la Carosello Carugate sta sconfitta dal sistema rosa Pordenone in terra friulana per 73-65. Gestisce ancora la palla Carosello Carugate dopo l'errore al tiro da parte di Giulia Sorrentino. Palla nelle mani di Zoffarelli, anzi Gombac, scusate, Zernite, palla fuori, Zoffarelli, Diotti non riesce a trovare il canestro, recupera la difesa delle padrone di casa che ricostruiscono l'azione d'attacco e si lanciano in proiezione offensiva con il capitano Chiara Rossi. Non riesce a trovare un passaggio il capitano Niola, sta tornando indietro, il blocco, non vista azione
ancora Niola, fa tutto lei e col gancio mette dentro. 8 minuti al termine del primo quarto, Cus Cagliari 4, Carosello Carugate 3, più 1 per le Cusine che trovano il primo vantaggio di questo incontro. Zennite, primo tiro stoppato ma poi recupera Toffarelli, penetrazione in aria nel pitturato e poi trova un bellissimo canestro. 5-4 per le ospiti. Tomasovic, lo scarico, capitano Chilarossi cerca lo spiraglio per servire i compagni e poi penetra nell'area da 2 punti ma non trova il canestro, non trova neanche il ferri e c'è subito la ripartenza impostata dalle ospiti. Farelli sul perimetro, dentro per Zennite, il balzo offensivo della lituana che poi riesce anche a mettere la palla dentro il canestro. 7-4 per il Carugate con Ognola. Gestisce palla e serve Tomasovic in posizione centrale, la sua posizione di Chilarossi, poi Tomasovic da 3, palla sul ferro e poi supera il canestro. Quindi palla che poi va a finire fuori. La rimessa in gioco sarà affidata alle mani della numero 17 Cecilia Albano. Ghiotti posta lei l'azione offensiva delle ospiti lombarde, oggi in completamente blu. Tanto il rimbalzo difensivo da parte delle Cusine, c'è la ripartenza impostata da Giulia Sorrentino che poi non riesce a trovare il gioco da 3 punti. La palla gira intorno al ferro ma poi non entra dentro la retina. Ci sono qui 2 tiri liberi per la numero 6 di Casacus, giocatrice che ha avuto un infortunio serio alla mandibola che è iniziato da poco. Primo tiro libero messo dentro da parte della Sorrentino. Arriva anche il secondo tentativo, palla dentro dopo 3 minuti e 30 di gioco. Cus Cagliari 6, Carosello Carugate 7. Toffarelli dietro per Albano, la palla verso dal Zennite, posizione di pivot e qui c'è l'infrazione di passi fischiata alla numero 24 Combac, il capitano della squadra ospite, e quindi palla che finisce nelle mani di Rachele Niola che serve subito il suo capitano Chilarossi, il capitano delle Cusine, a impostare. Palla di nuovo Niola, cerca uno scarico semplice che lo metta la palla in pericolo. Tomasovic entra nel pitturato, il gancio e palla dentro. Vantaggio Cus 8-7 dopo 4 minuti e 10 di gioco. E palla invece ora nelle mani nuovamente delle ospiti con Solfarelli nel perimetro, cerca uno spazio, trova Zennite nel pitturato, palla che rimane dentro il campo. Combac lotta contro la difesa del Cus, poi si prende un fallo importante. 2 tiri liberi per lei quando sul cronometro sono trascorsi 4 minuti e 27 secondi. Cus Cagliari 8, Carosello Carugate 7. Combac dalla lunetta, il primo è dentro, aggancio sull'8 pari, secondo tentativo per l'ex di turno, palla dentro. 9-8 e azione offensiva nuovamente a carico delle cagliaritane, oggi in completo bianco con inserti rossi e blu. Niola prova la penetrazione, trova il fallo. E tiri liberi 2 per lei, anzi no, non saranno 2 tiri liberi in quanto non ha raggiunto il bonus, scusate, ma rimessa comunque affidata alle sue mani. Tomasovic da 3, palla sul ferro, recupera Gombac, rimbalzo difensivo e palla verso la Ghiotti che si occupa di impostare l'azione offensiva per le sue compagne. Albano entra dentro, Albano si gira e la mette dentro. 8-11, 8 perché attacca, 11 perché difende. 5 minuti e 10 secondi giocati questo primo quarto qui al Palacus, quando c'è il capitano Chilarossi. Sorrentino
sempre sul perimetro, prova la penetrazione, la trova e trova anche 2 punti importanti per lasciare la sua squadra agganciata alle avversarie, non farle scappare. Però la Zenit sfugge la difesa avversaria, appoggia Fagè sul tabellone, l'assist di Cecilia Albano. 13 per chi difende, 10 per chi attacca in questo momento. Con Chiara Rossi, lo scarico, bella penetrazione e il fallo fischiato alla numero 17 Cecilia Albano. E 2 tiri liberi affidati al numero 8 Eugenia Caldaro, scusate. Prima conclusione che va dentro per la miglior realizzatrice del CUS fino a questo momento in tutto il campionato. Trova il canestro anche nel secondo tiro libero. 12 per chi difende, 13 per chi attacca, quando la palla è nelle mani di Giulia Gombac. Diotti, Tomasovic va a pressare, poi si sposta Gombac, lo scarico sta al Zenit, palla fuori. Ultima la fase difensiva da parte delle cusine, che riescono a far perdere il possesso alle ospiti. E ora si possono riproporre in fase offensiva. Lo schema chiamato da Chiara Rossi, Tomasovic, Caldaro, Rossi. E ancora la bosniaca con il numero 17 delle padrone di casa a gestire la palla. Poi lo scarico all'indietro verso il capitano, che poi penetra. Il rimbalzo offensivo da Tomasovic, Niola, Rossi. Nuovo il passaggio dentro, palla intercettata dalla Diotti e ripartenza spinta da Cecilia Albano. Diotti, Gombac sul perimetro, la palla dietro verso Zaffarelli, Gombac. Poi c'è il fallo fischiato alle giocatrici locali. Secondo fallo di squadra per il CUS. 3 quelli invece fischiati al Carosello Carugate. Intanto c'è il cambio, esce Chiara Rossi ed entra Elena Borsetto, classe 1993. Primi minuti per lei in questo match. Diotti, abbastanza spazio per dare il canestro, la palla che rimbalza sul ferro. Poi Niola in rimbalzo difensivo va a riprendere la palla. 12 per chi attacca, 13 per chi difende. 7 minuti giocati in questo primo quarto. Gara sostanzialmente equilibrata. Niola da 3, palla sul ferro e Zenit recupera per le ospiti. Diotti, con la Francesca Diotti a impostare l'azione. Cecilia Albano penetra nel pitturato, subisce il fallo della Caldaro. Va a tenersi anche 2 tiri liberi importanti. C'è un cambio anche nelle ospiti, fuori Francesca Diotti, dentro col numero 5 Ludovica Rossini. Giocatrice da 3,6 punti a partita. Intanto arriva il primo tiro libero, Cecilia Albano che va dentro anche il secondo, ma c'è un'interruzione da parte di direttore di gara perché c'è il cambio, fuori la Caldaro. Ha giocato pochissimi minuti fino a questo momento. Parla per il CUS comunque. Sembra riferirvi che è entrata la pista della Caldaro, ma dovrebbe essere al numero 3 Giulia Ridolfi. Infatti è proprio lei, mentre la palla in questo momento era nelle mani del numero 7 Elena Borsetto. Arriva l'interruzione fiscata dai 2 direttori di gara. C'è anche un cambio nella squadra ospite del Carugate, fuori con la numero 21 Zaffarelli, dentro con la numero 12 Laura Rossi, fuori anche la Tomasovic, dentro ovviamente la Caldaro. Rotazioni abbastanza classiche, quelle effettuate dal tecnico Sciascia. Gombac, Albano aveva cercato per un momento di intercettare la palla alla Sorrentina, non c'è riuscita, poi è arrivato il fallo fischiato all'Albano, palla
nelle mani di Niola. 2 minuti e 06 al termine del primo quarto, 12 per chi attacca, 15 per chi difende. Niola sulla posizione sulla Caldaro, ancora Niola, scarica detto verso Ridolfi, gira Ridolfi, la lunetta, la meta è dentro. 14-15, 1:45 al termine del primo quarto. Albano gira il primetto per Gombac, palla dentro, infrazione di passi, fischiato, almeno questo sembrava dai direttori di gara. Palla quindi che finisce nelle mani delle cusine, e più esattamente nelle mani di Elena Borsetto. Sorrentino porta lì avanti la sfera, Caldaro, ancora Borsetto, cerca un corridoio, lo scarico verso Niola, che arresto, tiro, Zelnite, rimbalzo difensivo, recupera ancora. 1:18 al termine del primo quarto. Esce la palla ancora il Casello Carogate, il fallo fischiato alla numero 6 Giulia Sorrentino sulla numero 12 Laura Rossi, che si presenta così dalla lunetta dei tiri liberi. Avrà 2 tiri liberi a disposizione per incrementare il vantaggio. Il primo va a segno, si appresta al secondo tentativo che va a segno anche quello. 14 per chi attacca, 17 per chi difende, 1:08 a Sirena, che decreterà la conclusione del primo quarto quando Sorrentino da 3, la palla che sbatte sul ferro e poi viene recuperata dall'Albano, cambia gioco verso Laura Rossi, la penetrazione di Laura Rossi, palla su tabellone, recupera già Sorrentino, che poi va a prendersi un fallo, è il quarto fallo di squadra, quello fischiato contro la Lombard. Andiamo a vedere un po' la classifica delle due squadre nel frattempo, con il Cus Cagliari che con la vittoria ottenuta a Bolzano è salita al 14° posto con 6 punti, il Carosello Carugate è ferma al 12° posto con 8 punti, tutte invischiate nella bagarre salvezza. Niola si fa tutto il campo, è costretta la numero 5 Rossini a fermarla col fallo. 2 tiri liberi nelle mani della ragazza classe 1993, autrice di 6 punti a Bolzano. Non va il primo, va invece il secondo. C'è un cambio intanto, fuori Giulia Sorrentino nelle Accus, dentro Lavinia Gaetani per gli ultimi 35 secondi di questo incontro. Penultimo possesso, scusate, di questo quarto, penultimo possesso nelle mani del Carosello. Zelnite, passaggio non preciso, ma comunque riesce a tenere la palla tra le sue mani. Poi Albano, la conclusione, 20 secondi al termine, sarà l'ultima azione di questo quarto, perlomeno proverà a sfruttarla così il Cus per cercare di pervenire al pari prima della sirena. 9 secondi, ci prova la Ridolfi, palla sul ferro, poi recupero, rimbalzo offensivo, Niola, poco prima della sirena, la palla dentro sulla sirena. Un po' di fortuna, un po' di capabilità, ma arriva il 17 pari con il quale si chiude il primo quarto e per noi piccolo spot. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport.
Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Siamo tornati in collegamento col Palacus, la palla andrà nelle mani di Rossi della Carosello Carugate per l'inizio del secondo quarto, che parte in questo momento dopo che il primo sarà chiuso sul 17 pari con il canestro di Rachele Niola proprio allo scadere dopo aver recuperato palla in un rimbalzo offensivo. A rischiare la palla in questo momento è Cecilia Albano, nel pitturato lo scarico verso Zelnit, spalla canestro, palla fuori verso la Gombac che per un momento perde la palla strappata lì proprio da Niola, poi recupera. Ancora Cecilia Albano, anticipa prima dello scadere del 24 riesce a infilare il canestro del 19-17 per la squadra ospite, anticipata nettamente il capitano Chiara Rossi. Caldaro, Niola, palla che gira sul perimetro, lo scarico da dietro, ci prova la Caldaro da 3, sorpasso, 20-19 per il CUS, quando per le ospiti ha la palla in mano Ludovica Rossini. La 3 ci provano anche le ospiti, la circostanza era la Rossi, ma la palla ha toccato il ferro e non ha tratta all'interno del canestro. Palla verso che gestisce invece ora la Ridolfi, capitano Chiara Rossi. Il pitturato ci prova da 2, palla che bacia entrambi i ferri del canestro e si infila per il 22-19, massimo vantaggio fino a questo momento per il CUS, più 3 dopo 1 minuto e 30 giocati questo secondo quarto. Palla persa ma destramente dalla Rossini, un passaggio rischioso poi della Ridolfi verso Chiara Rossi che però riesce a prendere la palla. Arriva il fallo tanto di Laura Rossi proprio sulla giocatrice con il numero 3 Giulia Ridolfi. Intanto c'è il time out chiesto da coach Piccinelli e noi ne approfittiamo per ricordarvi il programma del campionato di quest'oggi del Girone Nord, che vede tra le altre partite Milano San Salvatore, Pordenone Vicenza, Villafranca Costa Masnaga, Sesto San Giovanni Albino, Castelnuovo Scrivia Udine, San Martino Bolzano e Crema Marghera. Invece nel prossimo turno andranno proprio a rendere visita alle ragazze della Giants Marghera, le cugine di coach Sciascia, mentre il Carugate giocherà nel parquet amico contro il Castelnuovo Scrivia. Ricordiamo anche il punteggio: 22 CUS Cagliari, 19 Carosello Carugate, giocati 1 minuto e 43 secondi del secondo quarto. Si chiude il time out con la palla che poi andrà nelle mani delle ragazze lombarde, contrariamente a quanto visto da noi, che avevamo pensato fosse un fallo, invece non è così. Il gioco che riprende in questo momento con la Duty e la Rossi che scambiano la sfera, pressing alto attuato dalle ragazze di coach Sciascia. Rossi, lo scarico verso la Gombac, palla strappata alla Gombac da parte di Niola, che in fase difensiva giocano benissimo quest'oggi. E poi arriva Borsetto che trova un canestro da posizione praticamente impossibile, con equilibrio precario, canestro che vale 24-19 più 5 CUS, che ora si difende. Rossi, Duty chiama l'inserimento di una delle compagne,
Zelnit cerca di farle spazio, palla verso Albano, la ragazza con il numero 17 ha un po' di spazio, però non si fida, scarica verso la Gombac, passaggio forzato verso la Zelnit, capisce tutto, Eugenia Caldaro recupera e scarica verso la Borsetto, e la Rossi chiama movimento delle sue compagne, esce dall'area dei 2 punti la Borsetto, che poi arresto, tiro da 3, palla sul ferro, recupera Francesca Diotti prima che la sfera esca e poi va a far gestire la palla Albano con la Laura Rossi contro di lei Racleniola. La Rossi, Gombac, un po' di libertà, finta di corpo, ruletta e poi riesce anche a vincere il rimbalzo offensivo. La Rossi ha tutto lo spazio contro Chiara Rossi e poi il Cecilia Albano commette un'ingenuità e chiede chiarimenti a uno dei 2 direttori di gara, non riesce a capire che cosa gli sia stato fischiato contro. Fatto sta che la palla finisce nelle mani delle ragazze cursine e Borsetto ha scaricato verso Chiara Rossi. Ancora il capitano cagliaritano Sorrentino, lo scarico verso Caldaro, tiro non preciso, palla che sbatte sul ferro e poi esce fuori. Albano spegne i 3 minuti quasi pieni di sterilità da parte delle ragazze del Carosello del Carosello Carugate. 24-21, partita che si è un po' abbassata nei ritmi, mentre che la Rossa ha tutto lo spazio per cercare il tiro da 2 e Zelnit, nonostante l'equilibrio perché riesce a recuperare la palla. Gombac 24-23 quando sono trascorsi 4 minuti e 20 secondi, riducono ancora le distanze le ragazze del Carosello Carugate, che in pochi secondi hanno fatto da almeno 5 almeno 1. Ma c'è Elena Borsetto, Ridolfi, Giulia Ridolfi, palla fuori, vicino Caldara, anzi Giulia Sorrentino, scusate, la palla che gira per il ferro ma poi non entra. Diotti, Laura Rossi, Gombac, Diotti, Rossi, palla sul ferro, Gombac in falso offensiva, lasciata tutta sola, riesce anche a prendersi il fallo commesso da Giulia Sorrentino, se ne è errate. E c'è anche il time out chiamato da coach Sciascia e noi ne approfittiamo per ricordarvi il palinsesto di Diretta Sport di questo weekend, un palinsesto abbastanza ricco, quello proposto dalla nostra emittente, e partiamo proprio con oggi, dove alle 15 l'Eccellenza, Atletico Uri Castiadas, poi il grande futsal con la Serie A2, Leonardo Cagliari Bovi Merano, che questa alle ore 15, alle 15:30 per il girone sud del basket femminile di Serie A2, Virtus Cagliari per la Canestro Umbertide e, come vedete in questo momento, Cus Cagliari Basket Carugate. Domani si torna con il grande calcio, la Serie D, gli highlights di Sant'Eudoro Monterosi, poi la promozione ore 15 in diretta esclusiva Arbus Barisardo, partita che poi verrà mostrata in differita lunedì, differita alle 20:30, ma si gioca alle ore 15 Torres Tintino per l'Eccellenza, mentre in diretta ancora basket con la Serie B maschile, Fotodinamico Cagliari Basket Scauri, poi calcio a 5 femminile, la Serie A alle ore 19 al Paladante Futsal Football Cagliari Città di Falconara, e alle ore 19:30 la diretta di The Night of the Fighters 2 per quanto riguarda le arti marziali. Tanto 5 minuti al termine del primo tempo, neanche del secondo quarto. 24 Cus, 24 Carosello Carugate, con il primo tiro libero messo a segno da Giulia Gombac, l'ex di turno, non perdona neanche nel secondo libero. Arriva il cambio, fuori la Gombac, dentro Laura Zucchetti
palla invece nelle mani di Chiara Rossi. 24 Cus, 25 Rosello Carugate. Giro palla nel perimetro per le ragazze di coach Sciascia. Rossi, palla dentro da 3, palla sul ferro, la conclusione di Borsetto, e poi la pressione di Niola è efficace perché Zelnit si fa sfuggire la sfera e regala una rimessa in fase offensiva alle Cusine, con la palla che verrà rimessa in gioco da Niola, mentre arrivano le proteste da parte del coach ospite Piccinelli, che continua a prendere secondo i due direttori di gara. Gioco che può riprendere il pubblico del Palacus, che non gradisce le proteste del tecnico ospite, mentre arriva la conclusione da 3 volte da Borsetto. Il rimbalzo offensivo di Niola, che poi d'esperienza riesce a far sbattere la palla contro Cecilia Albano, a guadagnare un'altra rimessa offensiva con 13 secondi da giocare offensivamente, mentre 4:28 al termine del secondo quarto. Niola, Ridolfi, Niola da 3, palla sul ferro, c'è una palla contesa qua, ci ha provato a strappargliela, ma ci è riuscito comunque a ottenere una rimessa la numero 7 di casa, ovvero Elena Borsetto, giocatrice classe 93. La rimessa è la sua Giulia Ridolfi. Niola, Caldaro, il capitano Chiara Rossi da 2, palla sul ferro e poi a recuperare ci va Laura Rossi. Un'altra palla persa che poteva essere pericolosa da parte di Laura Rossi, che adesso stremata viene sostituita dal proprio mister ed entra con la numero 21 Zolfanelli Martina. Esce anche tra le file locali Elena Borsetto ed è entrata con il numero 8 Regina Caldaro. Albano, Ghiotti, la palla dentro verso la Zelnit, la spinta di Giulia Ridolfi, che va ovviamente a chiedere scusa all'avversaria, a prendersi le colpe del fallo commesso. Invece è rimessa che verrà battuta dalla Zaffanelli. Ghiotti, Zelnit sotto canestro, palla che va dentro. 24 Cus, 27 Rosello Carugate. 3:45 al termine del secondo quarto. Chiede test, chiama lo schema ma chiede anche testa il capitano Chiara Rossi. Niola, Caldaro, Eugenia Caldaro, il contatto abbastanza pericoloso con Albano, che ha preso un colpo nel volto alla testa del naso. Mentre continuano le proteste da parte della dirigenza ospite, in questo caso a protestare platealmente è il vice allenatore Paolo Ganguzza. Mentre c'è un'altra interruzione, un altro time out. Ricordiamo il punteggio: Cuscagliari 24, Rosello Carugate 27, 3:31 al termine del secondo quarto. Partite che ha abbassato i ritmi in questi frangenti, le percentuali di realizzazione non sono altissime se andiamo a vedere rispetto a quelle del primo quarto. Gara che comunque vive sul fase di equilibrio, dove in questo secondo quarto oltretutto la partenza migliore l'hanno avuta le ragazze di Mister Sciascia, che sono arrivate a toccare anche il +5, mentre ora a comandare sono le ragazze di coach Piccinelli, squadre che sono pronte per entrare in campo dopo il time out.
Cagliari che cercherà quest'oggi la vittoria soprattutto per festeggiare nei migliori dei modi i 70 anni del centro universitario sportivo, 70 anni che sono stati festeggiati questa settimana con eventi di vario tipo e con la presenza soprattutto del ministro degli interni Fedeli a dare lustro a questa società che nello sport si muove da tantissimo tempo e si muove su vari fronti. Quest'anno sono nate anche le società di volley e di calcio a 5 che si stanno ben difendendo nelle varie categorie. Intanto la stretta di mano tra il coach di casa Sciascia e quello ospite Piccinelli, gara che è ripresa con la Ridolfi che cerca un passaggio difficile, un'imbucata verso la Caldaro nel pitturato, palla a Furi ed è Niola solo lì a pressare il duo ospite Diotti Zaffanelli, ancora Diotti, Gombac, fischiata l'infrazione contro la Gombac che si lamenta più con se stessa che con le compagne o con gli arbitri per l'infrazione commessa, mentre c'è da registrare l'ingresso della numero 9 nelle file locali e si tratta di Valentina Zucca, classe 2001, ragazza che viene dalla giovanili della scuola di casa Giovanili Florida e che soprattutto quest'anno stanno aiutando tantissimo la prima squadra in questo campionato. 2:53 al termine, c'è un altro cambio, rientra in campo dopo l'infortunio Cecilia Albano, esce Laura Zucchetti. Cecilia Albano che si è ripresa dal colpo al naso subito da parte da Caldaro, colpo assolutamente involontario, intanto Niola, posizione precaria, prova a trovare il canestro, palla che non entra. Diotti, Zernite, tocca per un attimo la Ridolfi ma non basta, poi Gombac si gira nel pitturato. 24 Cagliari, 29 Carosello Carugati, tanto la Diotti legge il passaggio verso la Niola, palla importante recuperata da parte della giocatrice lombarda del Nite. Gombac nel pitturato, ancora la Gombac, questa volta non trova fortuna, la palla persa non si è rivelata fatale in questo frangente. Valentina Zucca qua riesce a trovare una rimessa offensiva importante sfruttando l'opposizione della Gombac, palla che è nelle mani della Niola, Rossi, Niola, palla dietro, Valentina Zucca, Caldaro, Zucca, lo schema tra le due, ancora il capitano che era Rossi, cerca un movimento a Caldaro, finta di corpo e entro il 24 trova un canestro importantissimo per rimanere agganciate alle avversarie. 1:45 al termine del secondo quarto, 26 Cus, 29 Carosello Carugate, quando la palla è nelle mani di Francesca Diotti che si lamenta con le sue compagne per gli scarsi movimenti offensivi. Albano nel perimetro, dentro per la Zelnite, ancora Diotti, Gombac da 3 sulla sirena delle 24, palla che non fa, attenzione, 2-0, Valentina Zucca trova 2 punti importantissimi, soprattutto per una ragazza che fino a questo momento ha giocato poche partite e che viaggiava una media di 0,5 proprio a partita. 28-29 quando mancano 60 secondi al termine del secondo quarto. Capitano che era Rossi con un paio di finte, entra dentro e trova il canestro del sorpasso. 30 secondi di fuoco per il Cus che dal meno 5 va al +1. 9 fiammate in un match che vive di alti e bassi. Adesso il time out è chiamato dal coach ospite Piccinelli, che si è vista dilapidare il proprio vantaggio da 5 punti e trovarsi sotto di -1 quando mancano 58 secondi al termine del secondo quarto. Cagliari 30, Carosello Carugate 29. I due coach danno le indicazioni per le proprie ragazze
Coach Sciascia sicuramente chiederà un po' più di attenzione ora, chiederà di difendere soprattutto un vantaggio importante prima dell'intervallo lungo. Coach Piccinelli invece vorrà calmare un po' le acque, rassicurare le sue ragazze, ma soprattutto dare delle concezioni tattiche che possono portare le ragazze nuovamente in vantaggio, soprattutto visto che hanno subito 2 strappi sul punteggio di 5-0 nel secondo quarto. La rimessa in gioco effettuata dalla Albano, palla verso la Diotti, ultimi 50 secondi di questo secondo quarto. Del Nite nel perimetro, insieme dall'Albano che sfugge la difesa Cusina, però imprecisa, palla che sbatte sul tabellone e sul ferro e che non entra. 40 secondi, penultimo possesso da parte delle giocatrici Cusine. Lo schema ancora chiamato da Chiara Rossi, Ridolfi, Rossi, Niola, autrice di una grande prestazione quest'oggi. Caldaro ha provato a sfruttare il corpo dell'avversaria per trovare il canestro che non va, ultimi 15 secondi di gioco. Li proverà a sfruttare tutti la Carosello Carugate. Diotti, il pitturato, entra. 30-31, ultima palla di questo secondo quarto prima dell'intervallo lungo. Ci prova Chiara Rossi, un secondo, palla corta, la gomma ci prende e al termine del secondo quarto e quindi all'intervallo lungo il punteggio recita Cuscagliari 30, Carosello Carugate 31. Per noi un piccolo break, ci risentiamo all'inizio del terzo quarto. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, un lavoro in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. 20 secondi alla ripresa del match tra Cuscagliari e Carosello Carugate. Dopo 2 quarti e a quasi al termine dell'intervallo lungo il punteggio recita Cuscagliari 30, Carosello Carugate 31. Partita che ha sempre vissuto sul filo dell'equilibrio, con alti e bassi, fiammate, strappi importanti da una parte e dall'altra. Ed ora ci prepariamo ad assistere insieme a 2 quarti di fuoco in un match che vuol dire tantissimo per quanto riguarda la classifica. Ripreso l'incontro con la rimessa di Rachele Niola, che ha servito subito Chiara Rossi. Ancora Niola nel pitturato, penetrazione che non va a buon fine, poi palla contesa, palla a favore delle ospiti che gestiscono la sfera con Francesca Diotti. Primo possesso in questo terzo quarto per le ragazze di coach Piccinelli. Zelinte, la lituana, Gombac, l'ex di turno, nel pitturato, si gira, la Sorrentino non le lascia spazio,
la Combac sbaglia per la Sorrentino, prova a fare tutto da sola, perde palla, la recupera, fa tutto lei. Tomasovic, che nel secondo quarto ha giocato poco, forse non sta bene la giocatrice bosniaca. Contro la Diotti spezza l'azione offensiva da parte delle Cusine, ma spendendo la palla fuori. Sorrentino nel pitturato, che la Rossi fuori, Regina Caldaro ci prova, costringe al fallo la diretta avversaria, ovvero la Zelnit, e quindi 2 tiri liberi per lei quando sono trascorsi 46 secondi dall'inizio del terzo quarto. Quindi tiri liberi importanti nelle mani da numero 8 di casa. Il primo tiro va dentro e significa pareggio sul 31 pari. Il secondo va dentro dopo aver girato un po' per i ferri. 32 Cus, 31 Carosello Carugate. I primi 2 punti del terzo quarto sono arrivato dopo quasi 50 secondi, quando è dato la Caldaro on fire, recupera palla, un passaggio sbagliato da parte dell'Albano, che la Rossi chiama lo schema, chiede il movimento alle sue compagne, lo trova in giù da Sorrentino. Niola qua, Sorrentino gira il perimetro, un paio di finte, la palla poi provata, tabellone Ferro, troppo forte la conclusione, palla che esce fuori dei ferri e non si infila. 32-31, 8:35 al termine del terzo quarto. Rossi, Albano, palla che non trova neanche Ferri, finisce dolcemente tra le mani di Chiara Rossi, che imposta l'azione offensiva, vuole fare tutto lì nel pitturato. È sfortunata la capitana cagliaritana, meritava sicuramente di più dopo questa azione personale. Rossi, Albano, Zelnit, movimento dalla Combac, contro movimento, gioca col fisico, Albano, Laura Rossi, Zelnit da 3, ci prova la lituana e la trova. 3 punti importanti, 32-34. Ora lo schema chiamato da Chiara Rossi, Caldaro, Rossi, movimento nel pitturato da parte della Caldaro, Giulia Sorrentino, Niola da 3, trova il ferro, poi errore di valutazione che viene corretto da parte della Zelnit. Rimbalzo difensivo, Rossi Diotti, lo schema ancora tra le due, movimento in diagonale della Rossi, che poi riesce a trovare spazio, ma che poi non viene sfruttato. Intervento da parte dei direttori di gara, che hanno visto un qualcosa, forse un tecnico, è stato fischiato contro le giocatrici cagliaritane, in particolare contro la Sorrentino. Arriva il primo tiro libero da parte di Francesca Diotti, anzi il tiro libero di Francesca Diotti, che non ne approfitta. Palla poi nuovamente sulle mani di Rossi. 2 minuti e 40 giocati, 32 per chi difende, 34 per chi attacca. Francesca Diotti, Scia Albano, Rossi, la Zelnit, Diotti trova un bellissimo canestro dalla distanza per fare il 32-36. Sorrentino, Tomasovic, che la Rossi, il capitano, con questo canestro chiama la riscossa alle sue compagne. 6:45 da giocare in questo terzo quarto, 34-36. Partita che si accende in questo momento. Laura Rossi prova a sfruttare il movimento della Zelnit, poi una palla pericolosa sull'Albano, che comunque riesce a recuperare. L'Albano, palla nel tabellone e poi si infila. 34-38 il contropiede, la Caldaro tutta libera, lasciata sola. L'Albano recupera con un fallo. 2 tiri liberi a disposizione della giocatrice con la canota numero 8 bianca. Mentre arriva il cambio, fuori Tomasovic, che si vede non sta benissimo, dentro Giulia Ridolfi a dare un po' più di
meno centimetri ma comunque più forza fisica. Arriva la primo libero, prima opportunità sfruttata dalla Caldaro per accorciare, sfrutta anche il secondo libero. 36-38, palla nelle mani di Cia Albano, il pressing alto delle ragazze di coach Sciascia. Gombac, ex di turno, riesce a trovare lo scarico verso l'Albano che con una finta fa fuori la diretta avversaria, poi sbroglia la matassa da Zelnite. Gombac sta solo nel pitturato, però sta bellone e poi dentro. 36-40, 5-50 al termine del terzo quarto. Difesa del Cus non attentissima in questa circostanza. Ridolfi riesce a superare la Zelnite che è poi costretta a commettere fallo. E rimessa affidata alle mani di Rachele Niola. 5-33, 36 per chi attacca, 40 per chi difende. Partita che vive comunque sull'equilibrio. Sorrentino, che era Rossi, il capitano, prova a sfruttare il blocco della Sorrentino, poi arriva la conclusione provata da Ridolfi, palla che sbatte sul ferro. Albano, Laura Rossi gira per il perimetro, l'inserimento di Laura Rossi che trova un bellissimo canestro grazie a un bellissimo movimento. 36 Cus, 42 Carosello Carugatte, più 6, massimo vantaggio per le Lombarde oggi in canotta blu, che se dovessero raggiungere la vittoria staccherebbero le Cusine. Invece Cus che con una vittoria cancellerebbe le dirette avversarie. È pronta per il cambio Giulia Sorrentino. Per il cambio era Tommasovic, ma Giulia Sorrentino, grandissima giocata la sua, gioco da 3, si guadagna il tiro libero supplementare dopo la conclusione arrivata poco prima del termine di 24 secondi. Intanto la Niola esce, entra Elena Borsetto, fuori anche la Caldaro, dentro Tommasovic. Tiro libero per la Sorrentino che accorcia a 3 le distanze. 39 per chi difende, 42 per chi attacca. 4-30 al termine del terzo quarto, quando la Zelnite viene lasciata da sola nel pitturato. Rimbalzo offensivo della Gombac e rimbalzo offensivo della Zelnite. Albano sbaglia la transizione verso Laura Rossi. Ottima la pressione in questo caso, non sicuramente efficace pochi secondi prima da parte della difesa cusina. Già Sorrentino, scarico verso Borsetto. Sorrentino il gancio, palla sul ferro, spinge la Diotti, cerca un movimento, trova un compagno libero la Rossi. Diotti, la Gombac arretra per ricevere la sfera. Intanto c'è la Rossi che ha provato a intercettare la sfera, ma la Gombac è stata fortunata. E qui al termine del 24 ottima difesa cagliaritana con Borsetto che poi recupera subito la transizione, la ripartenza per il Cus, poiché la Rossi da 3, pareggio sul 42 pari. Time out chiamato da mister Piccinelli che, come nel precedente quarto, ha visto nuovamente le sue ragazze andare sopra col massimo vantaggio. In questo quarto è di più 6, in quello precedente era di più 5, ma poi l'ha visto dilapidare in praticamente poco meno di un minuto, soprattutto grazie al gioco da 3 punti effettuato da Giulia Sorrentino, che ha messo il canestro a pochi centesimi prima della sirena dei 24 che indicano il termine dell'azione, e infilando anche il tiro libero supplementare, poiché la Rossi ha trovato la tripla del 42 pari, mentre sono stati giocati 6 minuti e 30 in questo terzo quarto.
Tra l'altro 4 falli di squadra commessi dalle ospiti, 0 dalle locali in questo terzo quarto. Mister Piccinilli che sicuramente cercherà di schiarire le idee delle sue ragazze, che sembra un mezzo delle montagne russe visto la gara che stanno disputando. Certo non può essere più tranquillo mister Sciascia in una gara che le sue ragazze stanno recuperando in questo momento, ma che ha visto per vari tratti avere strappi importanti nell'economia del match. 3:30 finisce il time out chiamato dal tecnico Piccinilli e si riparte con la Dioti, Gombac, Zaffanelli, Albano, Gombac, giro palla per il perimetro, non trovano spazi dentro il pitturato le ragazze di Piccinilli, e c'è un'altra palla recuperata dalla difesa Cusina che sembra averne di più in questo momento. Recupero effettuato dalla Ridolfi e poi Chiara Rossi, il capitano, a chiamare lo schema per l'azione offensiva. Ridolfi, Sorrentino scusate, Borsetto, Rossi, palla sul ferro, rimbalzo difensivo catturato dalla Zolfanelli. Adesso aspetta la Dioti a chiamare lo schema, a giocare la palla. Gombac, Zolfanelli, Gombac nel perimetro, Zelnit apre lo spazio per Zaffanelli da 3, ferro, palla che non entra, recupero della Ridolfi, si riparte con Chiara Rossi, Borsetto, ancora lo scambio con la Ridolfi, Chiara Rossi cerca movimenti, Ridolfi, Rossi, il taglio dentro della Ridolfi che chiede una palla, poi il blocco, palla sul ferro, la conclusione della Rossi che non approfitta dell'ottimo movimento per creare spazio effettuato dalla Ridolfi. A questo punto l'ex di turno Gombac invece a muovere la palla. Zelnit, Albano, riesce a trovare spazi, Diotti da 2, palla sul ferro, non precise in questi minuti le due squadre. Punteggio che è rimasto fermo sul 42-42 dal settimo, e stiamo giungendo al 8:30, quindi quasi 90 secondi di 0 canestri. Qui arriva il fallo, anzi no, l'errore forse da Sorrentino, mentre c'è il cambio esce, se non andiamo errati, Laura Rossi, entra col numero 2 Zucchetti. Qui passaggio errato, bruttissimo il passaggio qua di Giulia Sorrentino verso Chiara Rossi, palla che supera la metà campo, quindi infrazione e possesso regalato alle ospiti. 1:30 al termine. Gombac, Zelnit, arriva intanto l'infrazione fischiata contro la Ridolfi, se non ho visto male, primo fallo di squadra in questo terzo quarto delle Cussine. 1:21 al termine. Palla recuperata, qui il passaggio è errato verso la Gombac, recupera la palla e poi il terzo tempo è effettuato da Giulia Ridolfi. Sorpasso Cus, 44-42 a spezzare uno 0-0 degli ultimi 2 minuti di gioco, mentre mancano poco meno di 60 secondi. Ci prova la Zaffanelli, palla che non entra, Chiara Rossi spinge la transizione, 5 contro 4, Chiara Rossi, il pitturato, il gancio, prova a fare tutto da sola, non ce la fa, recupera il Zelnit, Diotti, nuovamente fiammata da una porta e dall'altra per un match che entrambe le squadre non vogliono perdere, per 2 punti che significano tanto in classifica. Zaffanelli da 3, palla sul ferro, Zelnit, rimbalzo offensivo nel pitturato, palla fuori, Diotti, Gombac, Zucchetti, a Zucchetti si gira, Tomasovic la chiude. Qua attenzione, un po' di scaramuccia tra la Ridolfi e la Gombac, l'ex di turno viene un po' punzecchiata. Sorrentino da 2, palla sul ferro, Tomasovic, rimbalzo offensivo, 10 secondi al termine, gestisce la palla il Cus,
5 secondi per il terzo quarto. Chiararossi da 2, palla che non arriva, manca solo un secondo, anzi arriva la sirena del terzo quarto, si chiude sul 44-42 questo terzo quarto. Ora piccolo spot per noi e poi seguiremo insieme l'ultimo quarto di questo intensissimo match. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Fisio-Eredi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Eredi sostiene lo sport. Ultimo quarto del match tra Cus Cagliari e Carosello Carugate, che inizia in questo momento con le Cusine in vantaggio per 44-42 contro la squadra lombarda, dopo aver rimontato un parziale che le vedeva sotto di 6-0, infilare 8 punti consecutivi e piazzare il sorpasso decisivo fino a questo momento sulla squadra allenata dal coach Piccinelli. Intanto ci prova ancora, anche se con difficoltà, ad attaccare la squadra di casa Sorrentino, palla sul ferro. Azione complicata in fase offensiva, in questo caso quella attuata da Chiararossi e compagne, e dall'altra parte ci va Gombac. Ghiotti, Zelnita nel pitturato, il fallo commesso da Giulia Sorrentino, che regala 2 tiri liberi e la possibilità di impattare sul 44 pari a Zelnita e compagni. Ci prova la lituana, ma sbaglia il primo tiro libero. Il secondo invece va dentro, 44-43. 9 minuti e 10 al termine, 9 minuti e 10 di tensione altissima per un match che vale tanto. Tomasevic, lasciata troppo libera da Zelnite, a tempo di prendere il mirino, sparare dentro, 46-43. Dolfanelli, Albano, Gombac, Ghiotti, Albano gira la palla su perimetro, Gombac nel pitturato riesce a girarsi e a mettere dentro l'ex di turno. 46-45, 8-85 al termine. Chiararossi, capitano delle Cusine, a gestire palla, e rosso-blu ancora a gestire, le universitarie a gestire palla ancora, questa volta la Sorrentino, non sta il pressing difensivo, riesce a recuperare palla, arriva la conclusione, il tiro da 3 provato da la numero 7 di casa, la Borsetto, palla che non entra. Gombac, esce la palla fuori dal perimetro, Fanelli indietro da 3, Albano, posizione angolata, palla che non va,
Arriva la ripartenza, transizione portata da Borsetto. Rossi nel pitturato, in difficoltà, riesce a servire a Sorrentino, finta di corpo e palla dentro. 48-45, grandissima giocata in fase offensiva da parte di Giulia Sorrentino. 2 finte di corpo, palla messa dentro il canestro. Tanto troppo spazio qui per la Gombac, non ne approfitta, un po' di sfortuna per l'ex di turno. Poi la Zelnite prova a strappare palla a Chiara Rossi, a difendere il proprio capitano Giulia Ridolfi. Palla lunga dall'altra parte, il cambio di lato a Borsetto, Chiara Rossi, palla sul ferro, Tomasevic, rimbalzo offensivo, chiede il cambio al capitano Borsetto, anzi scusate, Giulia Sorrentino fa capire chi comanda. 50-45, una palla difficilissima da mettere dentro il canestro in condizioni estreme, però la sfera è entrata dentro e vale il +5 Cus. Azione sprecata intanto dalle ospiti. 6-45, Rossi, Caldaro, Borsetto, gira per il perimetro, Ridolfi, Borsetto, Ridolfi, ancora palla che gira per il perimetro, cambio di lato, la finta di corpo della Borsetto, Tomasevic che non riesce a controllare la palla, la sfera finisce fuori. Non è d'accordo la giocatrice bosniaca col passaporto croato, mentre c'è il time out del coach Piccinelli che richiama le sue. 6 minuti e 28, 5 punti da recuperare per il Carosello Carugate, 5 punti che possono dire tantissimo in questo frangente per una squadra che si è trovata a comandare anche di più insieme, ma si è vista raggiungere in poco meno di 60 secondi nel quarto precedente, e che ora rischia di vedere e rischia di tornare a mani vuote da questa trasferta del Palacus, mentre il coach Sciascia carica le ragazze, le chiama ad un ultimo sforzo per portare a casa altri 2 punti importantissimi in questa che potrebbe significare e potrebbe essere la seconda vittoria consecutiva, ma soprattutto potrebbe significare un rilancio in campionato nelle zone critiche. Per chi lotta nelle zone critiche un segnale importante, e soprattutto sfatare un tabù che vede le Crussine non proprio fortunate nel parquet di casa, mentre riprende il gioco con Francesca Diotti che gestisce palla, lo scarico, ora Rossi, passa palla veloce, cerca di stringere i tempi il Carosello Carugate, però stringe forse anche troppo i tempi. Infrazione dettata e fischiata contro l'Albano, ma dettata dalla troppa fretta delle ragazze di coach Piccinelli. Qui il cambio, il possesso palla che gira velocemente tra le mani delle Cussine, che sembra averne di più in questi ultimi frangenti. Rossi cerca di prendersi qualche secondo il capitano, lo scambio con Ridolfi, palla lunga, Borsetto, Sorrentino, Ridolfi sulla segna dei 24, non è fortunatissima, palla sul ferro, rimbalzo difensivo della Rossi e Zelnite a gestire palla per le Lombarde. Rossi, Diotti, ancora palla nelle mani di Rossi dopo lo scambio con la Gombac. Zelnite da 3 ci prova la lituana, palla sul ferro e poi Tomasevic non lascia scampo, vince la lotta visti anche sui centimetri e molto in più rispetto all'ora Rossi. Rimbalzo difensivo preso dalla bosniaca di Kazakus che continua a mantenere il +5 di vantaggio, mentre mancano solo 5 minuti al termine dell'ultimo quarto. 5 minuti del match. Sorrentino +7, massimo vantaggio Cus. Giulia Sorrentino riesce a trovare un canestro in condizioni precarie. Intanto c'è un problema nuovamente al cronometro, mancavano 5 minuti, invece adesso segna 9:59, punteggio 52-45, mentre è uscita Laura Rossi, è entrata col numero 5 nelle file ospiti Ludovica Rossini, è pronta anche sull'altro posto, gira Caldaro
con le ragazze in panchina che chiedono l'ultimo sforzo alle proprie compagne in campo, le incitano a tenere duro, a non mollare. Esce Chiara Ridolfi intanto, autrice anche lei di una buona gara, anche se il suo gesto di stizza non sembra, dal suo gesto sembra non aver fatto il cambio. Beauty, Gombac, Beauty, ancora la Gombac, ex di turno, gira palla, Rossini, Albano da 3, Ferro e poi Borsetto recupera un'altra palla importante. 4:40 al termine. Chiara Rossi rallenta, chiama lo schema, chiede testa, gestisce i tempi. Ancora il capitano a tenere palla, Tomasovic, il pitturato dietro, il tiro a 2 messo a segno da Eugenia Caldaro. 54-45, massimo vantaggio Cus, più 9. Sembra in difficoltà a Carosello Carugate, che rasca il fondo del barile per cercare le ultime energie per la rimonta. E qua intanto in compressione tra Rossini e Zelnite, in compressione che sembra quasi un segno di resa. Palla regalata nuovamente alle mani delle giocatrici di casa mentre mancano 4 minuti e 6 secondi. Rossi con calma, Caldaro, pressing dell'Albano, Tomasovic, Rossi, la finta, chiede un movimento, ottiene il passaggio della Sorrentino che penetra dentro, gioco di mano per lei. Più 11, 56-45, Cus Cagliari, 3:40 al termine. Parziale abbastanza pesante sull'11-0 per il Cus. Tra il termine, anzi dall'inizio del terzo quarto. Mentre continuano le lamentele da parte del tecnico ospite, e c'è anche il cambio, è uscita Rossini, è entrato la Zaffanelli, Diotti a prova a accorciare i tempi, la Gombac, ma non è precisa la sua tentativo di tripla, non trova il canestro. Ancora Chiara Rossi a chiamare lo schema e soprattutto a gestire i tempi, i ritmi di questa gara che sta prendendo la via di casa Cus. Borsetto, Tomasovic sulla segnale 24, trovate 2 punti importantissimi, più 13, 58-45, 2:50 al termine, parziale 13-0 per le ragazze di coach Sciascia. Lo sembra lo strappo decisivo. Altro errore da parte delle ragazze del Carosello Carugate, a sbagliare il passaggio sta l'Albano. Chiara Rossi recupera, Borsetto, Sorrentino, autrice di una grandissima gara anche lei quest'oggi, oltre alla Niola. Caldaro, palla sul ferro, Tomasovic non riesce a ottenere il rimbalzo offensivo, palla nelle mani della Gombac. 2 minuti e 10 al termine, più 13 Cus, 58 per chi difende, 45 per chi attacca. Sfortunata anche il Carosello Carugate in quest'ultimo quarto, sfortunatissima. 2 minuti, intanto c'è l'errore qua, forse dettato anche da un po' di rilassatezza delle ragazze del Cus, che però quando mancano 1:55 al termine di questo match conducono per 58-45 sul Carosello Carugate, con la squadra del coach Piccinelli che non trova più punti, che non va a segno, che non va a referto in questo quarto dal circa il primo minuto di quest'ultimo quarto. E ora è il coach ospite a cercare di dare le ultime indicazioni nel tentativo di provare a cercare una rimonta che avrebbe quasi dell'incredibile, del fenomenale. Invece Cosciascia ha caricato le sue ragazze, ha chiesto a loro di non mollare, di tenere duro fino alla sirena finale.
non vuole rilassatezza, non vuole che le sue ragazze pensano di avere già la partita in tasca, perché anche il basket è uno sport strano. Abbiamo visto in questo match tanti strappi durante tutto il corso dell'incontro, però quello decisivo è stato messo a segno dalle ragazze di coach Sciascia, perlomeno fino adesso. Lo strappo importante, un 13-0 che sa di sentenza. Fischio del direttore di gara Zolfanelli. Diotti, 1,55 al termine, ci prova fino alla fine il Carugate. Diotti passa e spezza la maledizione di questo quarto a quarto. 58-47, 1,40 al termine, pressione alta. E poi c'è una piccola incomprensione tra la panchina del CUS e le ragazze al tavolo dei cronometristi. Cercano di aggiustare un po' tutto i direttori di gara insieme alle ragazze del tavolo. Mancano 1,40, anzi 1,38. Ecco cosa è stata la disputa tra la panchina e la tavola dei cronometristi. Mancavano dei secondi, il cronometro non ha partito, quindi non 1,41 è precedentemente annunciato, ma 1,38 al termine. 58 per chi attacca, 47 per chi difende. Ancora conciliabile tra i signori Cassiano e Pietrobon. Problema risolto, si riparte con la palla nelle mani di Giulia Sorrentino, pressata dalla Zolfanelli. Rossi, Diotti cerca di lasciargli spazio, ha bisogno di recuperare subito la palla il Carugate per cercare una rimonta che sta dell'impossibile in questo momento. 1,29 al termine, Bossetto, Rossi, l'esperienza del capitano, da 2, palla sul ferro, Tomasovic, rimbalzo offensivo per un attimo, poi Francesca Diotti recupera, Zolfanelli, 1,17, 58 per chi difende, 47 per chi attacca. Albano si prova a infilarsi le maglie difensive del CUS, Gombac gira palla, Zolfanelli, Diotti da 2, palla che non trova neanche il canestro, poi Eugenia Callaro, rimbalzo difensivo, gestisce palla Rossi, se non ne hanno più le ragazze del Carugate che non riescono neanche ad andare a pressare. Borsetto, Masevic, Rossi dentro per Bossetto nel pitturato, gli viene fischiata l'infrazione di passi, 42 secondi più 11 CUS, 40 secondi che mancano per sfatare il tabù para CUS. Zenit sta sola lasciata in mezzo al pitturato, 58-49 più 9 CUS, la Diotti pressa, Carugate non vuole mollare, prova a darle almeno il capitano, sia il capitano che tutte le ragazze provano a dare tutto fino all'ultimo istante. La partita che ha vissuto nel filo dell'equilibrio per buona parte del match. L'ultimo quarto è stato a favore nettamente delle Cusine. 14 secondi, sbagliato Masevic, 10 secondi, Diotti trova il canestro che riduce ancora distanze, 58-51, mancano pochissimi secondi, tengono le palle in mano le ragazze del CUS e arriva in questo momento la sirena finale. CUS Cagliari batte Carosello Carugate 58-51 dopo una gara intensa, giocata sul filo dell'equilibrio e decisa da uno strappo importante sul 13-0 da parte delle ragazze di coach Sciascia nell'ultimo quarto. Per questo match il ringrazio sentitamente Alberto Tosini per la cura delle immagini e la regia tecnica, e da Matteo Bullitta un cordiale buon proseguimento con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.